Israele attende la risposta dell'Iran dopo l'omicidio di Ismail Haniyeh a Teheran. Yahya Sinwar è stato scelto come nuovo capo politico di Hamas, inviando un messaggio di resistenza a Israele. Hezbollah, con il suo leader Hassan Nasrallah, ha promesso una punizione, mentre l'Iran prepara le sue forze militari per una vendetta, spostando lanciamissili e concludendo esercitazioni. La comunità internazionale è preoccupata, con gli USA che monitorano attentamente la situazione e cercano di evitare un'escalation. Nasrallah ha dichiarato che la risposta sarà collettiva da parte dell'intero fronte sciita, che include anche gli Houthi e milizie irachene. Nel frattempo, Israele ha messo in allerta massima le sue forze, soprattutto nel Golan, in preparazione di un possibile attacco coordinato. Le cancellerie internazionali si stanno muovendo per evitare un conflitto aperto, con appelli alla moderazione e alla protezione dei civili. Intanto, a Beirut, gli stranieri cercano di lasciare il paese, tra scene di panico. Un nuovo, tragico episodio di femminicidio ha scosso la tranquilla comunità di Fonte Nuova, alle porte di Roma. Domenico Ossoli, 74 anni, ha ucciso sua moglie, Anna Rita Morelli, 72 anni, sparandole mentre si trovava nella sua auto. Il delitto è avvenuto sulla via Palombarese, nella frazione Santa Lucia, dove la vittima aveva parcheggiato per ritirare una ricetta medica per i suoi gatti. Secondo le ricostruzioni, Anna Rita Morelli stava attraversando una separazione dal marito, decisione che Ossoli non riusciva ad accettare. L'uomo, noto per esercitare un controllo ossessivo sulla moglie, le aveva persino piazzato di nascosto un GPS nell'auto per monitorarne i movimenti. La mattina del tragico evento, Ossoli ha aspettato che la moglie salisse in macchina e poi le ha sparato, uccidendola sul colpo. Dopo il delitto, Ossoli è entrato in una tabaccheria vicino e ha confessato il gesto, consegnando la pistola ai carabinieri all'arrivo. Gli investigatori, che hanno confermato che l'arma era detenuta legalmente, stanno ora cercando di chiarire ulteriormente le circostanze dell'omicidio. Anna Rita Morelli, descritta dagli amici come una persona affettuosa e amante degli animali, lascia un vuoto immenso nella comunità. La sua morte è stata seguita da scene di panico e dolore tra i presenti, con testimoni che hanno descritto l'orrore di vedere il corpo senza vita della donna e l'assassino, apparentemente tranquillo, in stato di fermo. Questo femminicidio è il 51esimo registrato in Italia quest'anno, un dato che evidenzia la persistente emergenza di violenza di genere nel paese. Nora Maria Paveri, 18 anni, è morta a Pavia a causa di un grave trauma addominale e un'emorragia interna, riportati in seguito a una caduta dal monopattino su cui viaggiava con l'amica Chiara, 17 anni, che è stata dimessa dall'ospedale. L'autopsia ha confermato la causa della morte, mentre si attendono i risultati degli esami tossicologici per capire se Leonora guidava in stato di alterazione. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Bonomi, dopo che le due ragazze avevano passato una serata con amici presso il centro sociale Cazzamali. Eleonora e Chiara si erano poi allontanate per andare a casa di Eleonora, ritornando successivamente dagli amici prima del tragico incidente. Eleonora, soprannominata Sky per i suoi occhi azzurri, era descritta dagli amici come una ragazza affettuosa e solare, amante della musica, soprattutto trap. Frequentava le superiori a Milano, dopo aver fatto le elementari e le medie a Pavia. I suoi genitori, una madre insegnante e un padre imprenditore, erano in vacanza in Spagna al momento della tragedia. Il crollo di un piano a Crove, in Germania occidentale, ha causato 2 morti, un uomo e una donna. Dalle 14 persone presenti al momento dell'incidente, 5 sono riuscite a salvarsi. 4 persone, tra cui un bambino e la madre, sono stati estratti vivi dalle macerie, mentre il padre è ancora intrappolato. Le squadre di soccorso continuano a lavorare per liberare le 8 persone ancora sepolte. La causa del crollo, avvenuta nella tarda serata di ieri, sono ancora sconosciute. Le case vicino sono state evacuate e circa 250 operai di ricerca e soccorso stanno lavorando. Kamala Harris ha presentato Tim Walz come suo candidato vicepresidente in un evento a Filadelfia, sottolineando la visione di un'America compassionevole e gioiosa che valorizza i cittadini e garantisce pari opportunità. Harris ha elogiato Walz, descrivendolo come un coach amato dagli studenti e una figura autorevole, grazie alla sua esperienza come insegnante, allenatore di football e membro della Guardia Nazionale per 24 anni.
Walz, ex governatore del Minnesota con 12 anni di esperienza al Congresso, è visto come una scelta rassicurante e capace di parlare all'America rurale e agli indecisi. La campagna di Harris e Walz si concentra sui diritti, come l'assistenza sanitaria considerata un diritto e non un privilegio, e sulla regolamentazione delle armi e dei diritti riproduttivi. Harris ha riconosciuto che la loro corsa è in salita, ma ha enfatizzato lo slancio e l'entusiasmo dalla loro parte, dichiarando che la lotta non è solo contro Donald Trump, ma per il futuro dell'America. Walz ha criticato Trump, affermando che l'ex presidente pensa solo ai suoi interessi e non sa cosa significhi lavorare per il paese. Ha anche preso di mira J.D. Vance, il suo concorrente diretto, dicendo di non vedere l'ora di ribattere con lui, se Vance avrà la forza di presentarsi. Infine, Walz ha condiviso aneddoti personali, tra cui il ricorso alla fecondazione in vitro per concepire i suoi figli, esprimendo il suo sostegno ai diritti riproduttivi e invitando chiunque a farsi gli affari propri su questi temi. Ha concluso con un messaggio rivolto ai lavoratori del Midwest, affermando che lavorerà instancabilmente per loro. Dormirò quando sarò morto.